È davvero un piacere darvi il benvenuto a questo primo appuntamento del 2016 con Confindustria 7. In studio con noi quest'oggi Claudia Piaserico, presidente della sezione Orafa e Argentiera di Confindustria, alla quale diamo il benvenuto. Grazie, è un piacere essere qui con voi. Allora Presidente, ormai alle porte Vicenza Oro January, una fiera assolutamente molto importante per il settore, e quest'anno avete deciso di mettere in piedi, per la seconda edizione a dire la verità, un'iniziativa assolutamente interessante, Veneto, un gioiello di terra. Veneto, un gioiello di terra è alla sua seconda edizione, è un evento che è stato pensato in base all'osservazione di una duplice necessità, la necessità da un lato di rafforzare il concetto del Made in Italy anche nel settore della gioielleria e la necessità di raggiungere in maniera più diretta ed efficace il consumatore finale. Questa necessità ha fatto nascere l'opportunità di contaminarsi con un settore differente come quello del food and wine, settore che ha saputo negli ultimi anni creare un grande allure intorno al prodotto made in Italy e nello specifico in questo caso made in Veneto, perché vogliamo sottolineare anche la territorialità delle nostre eccellenze. Così vorremmo ottenere due risultati: da un lato offrire al nostro cliente l'opportunità di assaporare il vero lifestyle italiano, quindi non soltanto approcciando il nostro prodotto, quindi l'alto manufatto di gioielleria italiana, ma potendo anche degustare e vivere un momento di lifestyle così come viene conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo. Dall'altro vogliamo offrire ai nostri partner del food and wine l'opportunità di raggiungere un consumatore differente, ossia all'interno di una manifestazione che per loro è un fuoriluogo, perché non è usuale esporre e proporre il loro prodotto all'interno magari di manifestazioni che sono non legate esatto, direttamente al DNA del loro prodotto, possono offrire, presentare, far degustare delle eccellenze arrivando a comunicare il proprio brand e il proprio prodotto in maniera assolutamente più diretta e immediata, perché poi comunque il cliente, che sia il loro consumatore, che sia italiano, indonesiano, cinese, giapponese, cinese piuttosto che russo, sicuramente è un potenziale cliente e consumatore finale. Come riconoscere i vari stand nei quali si potrà guardare i grandi gioielli ma anche assaporare i grandi prodotti? Gli stand saranno tutti indicati all'interno di una mappa che verrà predisposta ad hoc per l'evento, quindi le aziende verranno mappate all'interno di un percorso, il consumatore e il cliente saranno accompagnati di azienda in azienda attraverso un tragitto che naturalmente può essere variato a seconda del tempo, della necessità, dell'opportunità e dell'interesse. Il cliente quindi dell'azienda A, che non è detto sia anche il cliente dell'azienda B piuttosto che C, a quel punto sarà accompagnato a conoscere non soltanto altre realtà di gioielleria, e quindi ci può essere un'opportunità in più di accostarsi anche a manifatture e aziende non conosciute, ma potrà anche essere invogliato nel proprio percorso all'interno fieristico dalla degustazione di alcuni prodotti, che può essere anche curioso non soltanto di degustare, ma proprio di conoscere nella loro interezza, ossia anche nel concetto di produzione, perché verranno comunque raccontate dai sommelier o dagli esperti delle aziende che saranno presenti anche le tecniche di lavorazione e di produzione che caratterizzano i prodotti che vengono offerti. Vicenza Oro January però apre anche il nuovo anno, allora che cosa si aspetta per questo 2016 per l'intera sezione Orafa? Il 2016 sarà un anno sicuramente impegnativo, non mi piace essere mai negativa e quindi secondo me in ogni caso un anno si apre sempre con l'ottimismo e con anche l'energia per affrontarlo in maniera costruttiva. È un anno che naturalmente sarà influenzato sotto il punto di vista di quella che è la nostra operatività e le nostre strategie, anche dal clima geopolitico che comunque va ad inficiare tutte quelle che possono essere le nostre scelte e anche l'efficacia delle nostre scelte strategiche. Sicuramente Vicenza Oro è l'appuntamento probabilmente più importante per il nostro comparto a livello mondiale dell'anno, e di conseguenza già da questi primi giorni si getteranno le basi e le fondamenta per la costruzione del nostro 2016.